Ciao a tutti e benvenuti al nostro nuovo appuntamento. Oggi andremo a conoscere i sostantivi appartenenti alla seconda declinazione, gli aggettivi della prima classe e andremo a tradurre una piccola versione inerente a quanto abbiamo studiato fino ad adesso. Per quanto concerne i nomi appartenenti alla seconda declinazione, devi sapere che sono per lo più sostantivi di genere maschile e neutro. Un esempio di nome maschile, filius fili. Un esempio di nome neutro, bellum belli. Andiamo a conoscere le desinenze del maschile singolare. Us, io, e o. Maschile plurale. Iorum, is, os, iis. Ora andiamo a conoscere le desinenze del neutro, singolare. Io, o. Aorum is, is. Devi sapere inoltre che il maschile al nominativo può anche terminare in er, come ad esempio per nomi come magister, magistri. Quindi in questo caso le desinenze saranno io, o. Iorum, is, os, is. Proviamo a declinare insieme il sostantivo filius fili. Filius fili filio, filium filie filio. Plurale. Fili filiorum filis, filios fili filis. Adesso proviamo a declinare insieme, questa volta con la terminazione al nominativo in er, il sostantivo magister, magistri. Magister, magistri, magistro. Magistrum, magister come il nominativo, magistro. Magistri, magistrorum, magistris. Magistros, magistri, magistris. Adesso andiamo a declinare un sostantivo neutro. Bellum belli dicevamo prima, bellum belli bello, bellum bellum bello. Plurale. Bella bellorum bellis, bella bella bellis. Ora spostiamoci sugli aggettivi della prima classe. Come dicevamo, affronteremo oggi il tema degli aggettivi della prima classe che, per quanto concerne il maschile e il neutro, si declinano sulla base della seconda declinazione. Per quanto concerne il femminile, si declinano sulla base della prima declinazione. Prendiamo ad esempio degli aggettivi. Parvus per il maschile, parva per il femminile, parvum per il neutro. Prendiamo ad esempio un altro aggettivo. Piger, con la terminazione in er questa volta, per il maschile, pigra, con la terminazione in a per il femminile, pigrum per il neutro. Detto questo, possiamo approcciarci allo studio, alla traduzione della piccola versione. Questa versione riguarda la storia di Dedalo e Icaro, che sicuramente avrai sentito. Daedalus è un nome chiaramente maschile della seconda declinazione. Clarus Architectus. Qui abbiamo un predicativo del soggetto, architectus, clarus, con un attributo che, come vedi, troviamo nello stesso caso del soggetto, quindi capiamo che si riferiscono ad esso. Atenis, in insulam Cretam pervenit, et hic aedificat labyrinthum, domicilium Minotauri, monstri quod filius Minois, insule regis erat. Atenis è un pluralia tantum della prima declinazione. Con pluralia tantum si intende quella serie di nomi che si declinano solo al plurale e sta a significare Atene. Da Atene è un complemento di moto da luogo. In insulam Cretam questo è un complemento di moto al luogo. Pervenit, presente indicativo del verbo pervenio. E tic qui aedificat, questo è la terza persona singolare del verbo edifico. Labyrinthum, che troviamo al caso
accusativo, quindi è sicuramente un complemento oggetto. Domicilium Minotauri, quindi anche questo è un predicativo dell'oggetto. Domicilium, infatti lo troviamo nello stesso caso di labirinto a cui si riferisce. Minotauri in genitivo, complemento di specificazione. Da qui possiamo tradurre Dedalo, noto architetto da Atene, perviene nell'isola di Creta e qui edifica il labirinto. Sede del Minotauro, mostro che Filius Minois insula regis erat, era il verbo figlio di Minosse, che a sua volta era re dell'isola. Sed cum Daedalus insulam requere ex optat, Minos licentiam profectionis architecto negat. Ac Daedalum filiumque icarum in labirinto claudit. Ma cum talvolta si traduce quando Daedalus insulam relinquere ex optat. Ex opto è un verbo che sta ad indicare la brama, il desiderio, quindi quando Dedalo desidera di tornare, di lasciare l'isola, Minosse nega il permesso della partenza all'architetto, architectos lo troviamo in caso dativo perché è un complemento di termine, ac Daedalum filiumque, questo que sta ad indicare una congiunzione, Daedalo è que il figlio Icaro, in labirinto, complemento di stato in luogo, claudit, chiude. Daedalo è il figlio Icaro nel labirinto. Tum Daedalus vir callidus ac peritus fugam parat, magna salas pennis geraque extruit, et eas aptat fili humeris ac suis. Ma Daedalo, vir viris è quel sostantivo che indica l'uomo, callido è perito, ingegnoso, fugam parat, prepara la fuga, fugam in accusativo. Magna salas pennis ceraque extruit, et eas aptat fili humeris ac suis. Grandi ali con le penne e la cera, prepara delle grandi ali con delle penne e della cera e le applica aptat alle spalle, dativo, del figlio genitivo e alle proprie. Denique, alarum auxilio Daedalus et Icarus e labirinto evolan. Quindi, alarum auxilio, con l'aiuto delle ali, genitivo, Daedalo e Icaro, soggetto, e labirinto, complemento di moto da luogo, e volo, e volant. Si allontanano. Tamen, tuttavia, Icaro, puer incautus, ragazzo incauto, precepta patris neglegit, negleo potremmo tradurre non osservate le raccomandazioni del padre, genitivo del padre, et ad solis, un complemento di moto al luogo, ad radios, il complemento di moto al luogo, solis genitivo, nimium appropinquat. Si avvicina nimium eccessivamente ai raggi del sole. Daedalus frustra, Daedalo inutilmente richiama il figlio, complemento oggetto, tuttavia cera alorum, nominativo genitivo, la cera delle ali, tabesco, tabescis tabescit, si scioglie, et miser puer è il misero ragazzo in pelagus. In pelagus è sta ad indicare appunto il luogo verso cui il povero Icaro precipita, in pelagus nel mare precipita.
Questa è la fine del povero Icaro e la fine anche della notte.